Corre veloce la Serie A quinto dopo i match del weekend. È già tempo di infrasettimanale. Buonasera da Davide Menolascine e benvenuti al Palapinto di Mola di Bari per Global Work Capurso Fortitudo Pomezia. Imbucata, Grandinetti arriva prima di Tiaghinio, Cutrinielli cerca spazio per partire, Ruggero cerca di fermarlo, ci riesce bene, poi va a contrasto, vinto però da Grandinetti, 3 contro 2 Capurso, Grandinetti con il destro, tiro fortissimo che termina alto, Tiaghinio. Ancora pressione alta del Capurso che recupera palla, Pires per Lamas che sblocca la partita, il Capurso ruba palla e al 9° minuto fa 1-0 con il gol di Nicolas Lamas. Va Dudu per Ruggero col sinistro, Perri sulla linea, lo mura, Bueno. Cerca il sinistro, Bueno, la palla finisce in porta ma arriva il fischio dell'arbitro per un blocco precedente, quindi si resta sul 1-0, praticamente in prossimità del corner. Buona palla per Michelangelo che calcia però addosso a Giannatta. C'è ancora Michelangelo, murato, terzo tentativo, Paramicoli. Si muove Perri che chiama la palla alta. Lamas va sul secondo palo e Dammacco buca l'intervento. Matteus. Pires lì porta via il pallone, 3 contro 2 per il Capurso. Dammacco scarica per Lamas. Verso il secondo palo arriva l'autorete di Lara che vale il 2-0 del Capurso. Poi Bueno. Salta Lamas, destro di Bueno, Dammacco allontana. Si ferma e va da Cutrinielli. Perri. Cerca il tracciante per Giannattasio, buona lettura di Tiaghinio, recupera palla però Lamas, 2 contro 1 per il Lamas. Lamas la manda fuori. Attaccato da Cutrinielli, vince rimpallo Tiaghinio, salta anche Grandinetti. Michelangelo, deviazione di Primavera in scivolata. E palla che si impenna. Poi Lamas protegge bene la palla, con l'esterno va da Cutrinielli. Chiama palla in profondità Giannattasio. Lamas arriva dall'altra parte, palla per Lamas! Contropiede perfetto del Capurso, doppietta di Nicolas Lamas e 3-0 per la squadra di casa. Michelangelo. Centralmente. Palla un pizzico alta, Michelangelo, 5:15 da giocare. Michelangelo, destro, colpisce di fatto Tiaghinio, poi Micoli prende la mira dalla sua porta e mette dentro il pallone del 4-0. Poker del Capurso e dedica in telecamera per Peppe Micoli. Dudu in area di rigore, deve uscire, Michelangelo stavolta si è spostato a sinistra. Ancora Capurso in pressione, Michelangelo sul secondo palo dove c'è Bueno, palla stampata sulla traversa. Sempre Matteus, gira per Bueno, Matteus. Va sul destro, scheggia il palo. Ancora possesso Pomezia. Attenzione perché la porta è vuota e allora Lamas può andare per la tripletta personale e per il 5-0 del Capurso. Matteus ancora di forza, palla sul fondo, Micoli in avanti, Lamas ancora di testa, ancora Lamas, quarto gol personale, arriva anche il 6-0 del Global Work Capurso e arriva in questo momento il suono della sirena, il Capurso batte 6-0 il Pomezia.